È di 2 feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'incidente aereo avvenuto a poca distanza dall'aeroporto di Asiago. I due, turisti tedeschi di 61 e 73 anni, partiti da Düsseldorf in Germania, stavano sorvolando i cieli dell'altopiano a bordo di un Cessna biposto quando il pilota ha avvertito che qualcosa non andava. Ha tentato di atterrare, ma poco prima di toccare terra la situazione è peggiorata, tanto che ha provato a recuperare quota. L'aereo a questo punto è andato in stallo, inutile ogni tentativo di manovra. Il velivolo è precipitato su un prato al di fuori dell'area aeroportuale e i due occupanti sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco di Asiago, i carabinieri della locale stazione, l'elisoccorso da Treviso e l'ambulanza dall'ospedale altopianese. I pompieri hanno lavorato a lungo per riuscire a estrarli dalle lamiere. Ad avere la peggio il più giovane dei due, egli trasportato in codice rosso a Vicenza e ricoverato in terapia intensiva. Al San Bortolo è arrivato in ambulanza anche l'amico in condizioni meno serie, seppur avendo riportato diversi traumi. Sono in corso le indagini per capire le cause dell'incidente.